Siamo con la dottoressa Vittorina Zagonel, direttore di oncologia dello IOV, Istituto Oncologico Veneto. Oggi è la giornata mondiale contro il cancro, importante, anzi fondamentale è la prevenzione. Sì, fondamentale è la prevenzione. Io voglio dire per prima cosa così un pensiero a tutti i nostri malati oncologici del Veneto e italiani che in questo momento stanno lottando contro questa malattia. Hanno tutta la nostra solidarietà e il nostro aiuto. Noi siamo impegnati a 360 gradi per ottimizzare il percorso di cura di questi pazienti nella consapevolezza che c'è ancora molto da fare, ma anche nella speranza e nella sicurezza che ogni giorno c'è qualcosa di nuovo e di opportuno per questi pazienti. La prevenzione è sicuramente un elemento importante. Sulla prevenzione sappiamo quanto dipende dal cittadino, dalla persona, acquisire uno stile di vita adeguato, evitare il fumo, l'alcol e anche un'attività fisica che assume sempre di più un ruolo molto importante non solo per prevenire i tumori, ma anche per prevenire le ricadute di una serie di tumori. E quindi è molto importante che l'attività fisica e uno stile di vita adeguato in termini soprattutto di alimentazione venga effettuato non solo nei pazienti, nelle persone che stanno ancora bene, ma anche nei pazienti che hanno già superato un tumore. Molti malati si rivolgono all'estero o comunque fuori regione per curare la propria malattia, invece ci sono centri d'eccellenza anche in Veneto. Sì, purtroppo notiamo ancora spesso, troppo spesso, che i malati del Veneto tendono a orientarsi in altri centri italiani o forse anche all'estero nella speranza di ottenere qualcosa di più. Vorrei precisare che da pubblicazioni internazionali, in particolare Bloomberg, ha di recente dimostrato come il sistema sanitario italiano è il terzo nel mondo per qualità e quindi i cittadini italiani devono essere molto tranquilli in questo perché ottengono anche rispetto ad altri paesi europei la migliore assistenza e la miglior cura, e sappiamo che in Italia il Veneto è la prima regione per qualità.